L'occasione è stata senz'altro buona per sensibilizzare innanzitutto i bambini. Sono stati loro, infatti, i più numerosi, i più laboriosi e motivati. Hanno capito che sono tanti a non rispettare la natura e che la giornata ecologica è un buon motivo per riportare le campagne al loro stato naturale. Buona la partecipazione dei tramazzesi. Grande soddisfazione perciò da parte delle associazioni organizzatrici, amministrazione comunale, Proloco, Avis e Associazione Riumana. Ci si ritrova tutti, come previsto, davanti al comune alle ore 7. Alle 7:15 trasferimento presso la località San Paolo. I partecipanti, muniti di buste, cappellino e attrezzatura di protezione individuale, inizieranno la raccolta delle cartacee, dei ferrivecchi, delle lattine, delle buste di plastica. Se devo essere sincero, sono rimasto un po' stupito dallo scarso raccolto di immondizie abbandonate per le stradine interessate dal percorso. Probabilmente mi aspettavo di più ed invece ho potuto constatare che l'inciviltà è stata un po' limitata. L'augurio è di ripetere sì la giornata l'anno prossimo, ma di tornare in paese con i sacchi vuoti.
qui c'è una lattina, L'hai vista? È proprio una lattina. Sì. Ah, va. Di che cos'è? Birra? Sì, anche birra Buona. di Alla seconda busta, categoria. alla busta. Alla busta. La busta. Fare la raccolta differenziata è importante, proteggila. È bello raccogliere, ma è bello anche non Cade. Ma tutto questo è quello che avete raccolto oggi? No, questa qui è una parte.